Casanova, opera pop, tratto dal romanzo di Matteo Strucul, Casanova, la sonata dei cuori infranti. Venezia, 1755. Giacomo Casanova è appena tornato da un lungo esilio, ma ancora non sa quale destino lo attende. Avventure, intrighi, seduzione e amore. Questa affascinante storia è raccontata in esclusiva per Intesa San Paolo On Air da Red Canzian. Vi avevo lasciato con Giacomo Casanova e frate Balbi che, un po' delusi per non aver catturato la contessa, ma felici di tornare a Venezia e soprattutto felici di come si erano risolte le cose, lasciavano il castello alle loro spalle per avviarsi appunto verso la Serenissima. È un grande giorno per questa città, è ritornato fra noi, facciamo festa con grande allegria, noi siamo tutti con lui. Eh sì, tutta Venezia è in festa per il ritorno di Casanova. Il suo è un autentico ritorno da eroe, in quanto ha salvato la Serenissima Repubblica dalle grinfie della contessa Margaret von Steinberg e dalle brame di potere dell'inquisitore. E arriva anche il doge Loredan, finalmente guarito, che può riprendere in mano le redini della città e ricelebrare il matrimonio tra Venezia e il mare. E son guarito finalmente, ora il Bucintoro può riaccogliermi. E che Venezia sposi il mare, il vostro doge è ancora qui con voi. C'è davvero grande festa in piazza San Marco, tutti cantano, tutti ballano, la città sembra esplodere di allegria e di ottimismo per il pericolo scampato, per il ritorno di Casanova, ma c'è qualcosa che manca. Certo, dov'è Francesca? Ormai è sera, le prime stelle stanno avvolgendo piazza San Marco. La festa continua, qualcuno si disperde e di colpo arriva Francesca. Giacomo le va incontro e dice quanto è stato difficile, quanta paura ha avuto, soprattutto paura di perderla. Francesca, amore mio, ho avuto paura di soccombere in quel grande mare che ti travolge quando... Ed è un momento di una tenerezza incredibile, perché Francesca, dimostrando forza e coraggio, lo rassicura dicendogli: le stelle vibrano, sembrano tutte in festa, guarda come brillano. Le stelle vibrano, sembrano tutte in festa, guarda come brillano. E la mia casa adesso è il tuo bellissimo... Finalmente i dolori, le paure e le malinconie sono ormai lontane ed è un tripudio. Cantano milioni di malinconie disperse ormai nell'oltremare. Milioni di malinconie disperse ormai nell'oltremare, Finalmente insieme. nate da noi due nel nome dell'amore, io e te, soltanto io e te, per sempre io e te, perché vogliamo vivere di questo batticuore, io e te. Tutti a Venezia hanno saputo del ritorno di Casanova e tutti corrono in piazza a festeggiarlo. Anche le sue amiche cortigiane, regine lussuriose dei bordelli. Siamo felici pure noi che potremo continuare questo nostro nobile mestiere che dona alla città. E gli avventori, gli amici di Casanova
Nelle serate goduriose dei bordelli cantano «Se è vero che Dio c'è, verrà con noi a brindare». Nel frattempo l'inquisitore arrestato viene fatto passare per la piazza in catene, proprio come monito per tutti, per umiliarlo davanti a una città che voleva distruggere. E Giacomo estrae la sua spada ed esprime la sua ultima dichiarazione di fedeltà e di amore per la sua città. Io vivrò ogni giorno dei miei giorni accanto a voi. Io vivrò ogni giorno dei miei giorni accanto a voi. Difenderò con questa spada. E confortato dalla presenza di Francesca, dichiara che si può, dentro un sogno, Dentro un sogno d'amore rinascere. Sono tornato per non andarmene più. E così, in un vortice di cori, abbracci e canti, arriviamo all'epilogo della storia, dove tutti, in un'unica frase, gridano al mondo intero l'anima di questa incredibile città. Venezia, amore. Venezia, amore! Il mio racconto finisce qui. Non ci sarà un'altra puntata per continuare la storia, ma la storia la potremo riprendere tutti quanti insieme a teatro da gennaio. Io vi aspetto, perché quello che vi ho raccontato è soltanto una piccolissima parte delle emozioni che vivrete a teatro. Grazie.